Uela! Ciao ragazzi, benvenuti nell'ultimo giorno di vendemmia. E allora, questa mattina io sono stato in agriturismo, solito perché devo fare le colazioni, ma adesso mi sto recando qui in questo vigneto. In pratica l'ultimo vigneto in cui dobbiamo andare a raccogliere l'uva è quello che abbiamo piantato l'anno scorso, non so se vi ricordate. Quindi non ha tantissima produzione, ma più di quello che pensavamo, insomma, ecco. Questa mattina i vendemmiarini sono stati prima nelle pergole in un vigneto, insomma, di là del monte, e adesso invece siamo venuti, oh là, mi casca la GoPro. E adesso invece siamo venuti qui e ci mancano questi due filari, li stanno facendo, adesso ne mancano 1, 2, 3 e 4. Oggi c'è anche un bel sole potente, parente che si lasciano indietro. L'uva che raccogliamo oggi la consegneremo, come vi ho già fatto vedere all'interno di un video su YouTube, e la consegneremo alla cantina con l'Antares. E invece ieri e l'altro ieri abbiamo raccolto l'uva per noi, per fare il vino rosso rosato. Eccoci qua. Uela! Zio! Giulio! Allora, si finisce stamattina o no? No. No? No. Oggi pomeriggio. Sicuri? Oggi pomeriggio. Ma che manca solo 2 bine, 4 dopo, Che fa da mangiare oggi? La madre? Allora io vado a fare la carbonara con la mamma. No, ma non fa fa il riso. Fa il riso con la zucca. Sì, il risotto. Forbice presa. Capamman, dai. Vieni qua, Aria. Vieni qua, dai. Vieni qua, dai. Aria, vieni anche tu a vendemmiare. Va bene, dai, adesso noi proseguiamo con il lavoro. Probabilmente finiremo oggi pomeriggio perché sono già le 10:55 e ci vediamo dopo. Adesso il padre va a vuotare il muletto perché è pieno. Spero che si veda qualcosa perché è pieno di mosto, si vedrà tutto sporco. Allora abbiamo finito. Giulio! Allora Giulio. Sì, ma devo pulirla perché si vede, c'è tutto il mosto sopra. No. È che si va a mangiare. Che bello vedere. Che andiamo a mangiare. Ah, deve fare il giro Raffaele, eh? È 4x4, questa è potente. Allora in pratica abbiamo finito 2 filari, questi 2 qua, là in fondo. Adesso ci manca in pratica là, vedete dove ci sono le brente, ci manca questa parte qua e gli ultimi 2 filari qui, e fatti questi dopo abbiamo finito tutta la vendemmia 2021. Adesso in pratica, dato che c'è l'Antares col carro lì, in pratica Raffaele deve passare sopra la terra, ma dato che ha una 4x4 in teoria non ha problemi. Giulio, attento, com'è il magma del Moviland? Ah, che roba, Aria, che potente. Passata facilmente. Adesso si va a mangiare il risotto con la zucca fatto dalla madre. Prima di andare in taverna ci diamo una risciacquata qua per tirar via lo sporco. Ok, fatto, adesso si va a mangiare. Ma prima faccio così, vado a prendere 2 o 3 peperoncini che vanno sempre bene, insomma. Oggi c'è il risotto con la zucca, ma magari col secondo ci va bene. Quelli piccolini sono più piccanti. Adesso vedete quante piante. Abbiamo un sacco di piante di peperoncino e quindi probabilmente quest'anno comprerò l'essiccatore e li essico. Dopo faccio la polvere da mettere sulla pasta, così appunto si mantengono. E di secondo le melanzane della zia. Ecco il risotto.
Buon appetito a tutti! Ok ragazzi, allora abbiamo finito di mangiare e adesso si ritorna nel campo. Oggi abbiamo fatto un po' più tardi, sono le 13:34 già. Di solito partiamo qualche minuto prima. Secondo me alle 3:20 siamo già qua. Perfetto. Giornata di sole, l'ultima giornata. Le ultime ore della vendemmia 2021. Peccato che è finito tutto. Oh no? Sì. Bisognerebbe vendemmiare tutto l'anno. Vedete, in pratica quando si vuota bisogna attaccare questo, che è quello che alza qua, vedete? E allora prima in pratica il sollevamento non si alza finché non si toglie questo legnetto qua. No, adesso si alza. Yes. Poi non troppo. Boh. Avanti. Devo prendere la forbice, ce l'ho qua dentro. Devo stare attento che non si stacca la mola, perché ogni tanto va fuori. In più questa è verde, io non so perché si sono inventati di fare le forbici verdi. Non libere. Niente, ti mando la foto. Ok, siamo arrivati in fondo ai due filari e adesso ci mancano gli ultimi due, questi qua che sono anche più corti degli altri. Zio, ti ricordi quando siamo venuti a raccogliere i sassi qua? Col centauro. E zappare sotto l'acqua, ti ricordi? E zappare sotto l'acqua, sì. Era uno dei primi video che ho fatto quello lì, quando siamo venuti a zappare. Tanto vuota il muletto. E adesso si ricomincia. Abbiamo quasi finito. Vedete qua, questo è l'ultimo pezzettino. Abbiamo cioccolato abbastanza. Vieni qua che abbiamo cioccolato abbastanza. Allora l'anno scorso l'ha tirato giù Giulio. I grappoli che bacia il sole. Manca veramente pochissimo. Solamente l'ultima vite da raccogliere. E adesso stiamo aspettando lo zio perché è andato a prendere un po' di uva che era rimasta indietro. Adesso arriva qua. Zio, dai che abbiamo lasciato gli ultimi grappoli per te. Questi sono gli ultimi grappoli raccolti Dallo zio. anno 2021. È una soddisfazione unica perché l'uva è stata veramente bella, è stata una vendemmia col bel tempo e ci ha aiutato. Siamo molto soddisfatti. Il prodotto di alta qualità e sicuramente arriverà un prodotto, un vino altamente qualificato. È fatto anche il discorso, Ok, adesso sta facendo la rotta che senta ring. Aia, guarda. Questo è un video!